Buongiorno a tutti carissimi, voglio offrirvi un piccolo servizio dalla città di Gemona del Friuli, dove ora mi trovo, e stiamo osservando in alto il cielo azzurro. Oggi siamo verso la fine del mese di febbraio, c'è questa giornata splendida. Vi faccio vedere un po' il palazzo qui che è l'università e poi faccio vedere le montagne, faccio un giro, ma soprattutto per farvi vedere qualcosa di particolare. Ci troviamo e mi trovo in questo momento dove prima del terremoto, fino al 76, sorgeva la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ecco, questo che vedete è proprio il pavimento, ci sono i resti degli altari laterali. Praticamente questa chiesa non è stata ricostruita. Hanno voluto conservarla così, come un rudere, diciamo, per ricordare il terremoto che ha distrutto quasi la totalità delle case di Gemona e naturalmente anche centinaia e centinaia di morti, come sappiamo bene, oltre 400. Ebbene, ecco, interessante come molte altre chiese qui a Gemona, come il Duomo, come la chiesa di San Rocco, come la chiesa di Gleseute in alto, sono state ricostruite, però questa hanno pensato di lasciarla così, come un ricordo perenne di quello che c'è stato, di questo sisma del 1976. Ebbene, qui a fianco c'è conservato anche questo monumento in ricordo dei caduti, 1963-2013. Ritorno, diciamo, dall'interno, per così dire, della chiesa. Sto facendovi vedere la facciata, però da qui forse non abbiamo un'idea precisa. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte dove ci sono le scale che salivano per entrare in questa chiesa che è rimasta così. Ecco, appunto, dalla strada sto salendo questi enormi gradini lunghissimi che portavano e portano ancora a quella che era la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Gemona del Friuli, che non è stata ricostruita, ma è rimasta così come un rudere per ricordare il sisma che ha distrutto la città di Gemona. Ora naturalmente la gran parte è ricostruita perfettamente, ma questa chiesa come un simbolo è rimasta così. Questo è quello che rimane della facciata della chiesa. Questa naturalmente non era, non so, una chiesa parrocchiale, era, come racconta molto bene Don Carmelo, lui è stato qui a Gemona negli anni 60, 70, ecco, era la chiesa dove ogni domenica venivano molti giovani, la chiesa dei giovani, dei ragazzi, dove celebravano la messa, quelli dell'oratorio. Padre Carmelo è stato un grande animatore di giovani e spesso parla di Gemona e della gioia che viveva in questo luogo quando animava la messa dei giovani e dei ragazzi. Ecco, allora un saluto particolare a Don Carmelo, che ora è un po' anziano, ma sta abbastanza bene, vive ora a Gemona, nella casa degli Stimatini, e da questo luogo così bello, così vivo, ma anche che ricorda il terribile sisma del 1976, ecco, osservando la bellezza del cielo e delle montagne,
io vi saluto da Gemona del Friuli, un caro saluto e un abbraccio da Padre Aldo a tutti voi.